Le immagini che arrivano da Nervesa della Battaglia ci lasciano ovviamente tutti impietriti, perché una tale violenza da parte del maltempo raramente si vede, e quindi innanzitutto mi metto a disposizione come città di Treviso nei confronti del sindaco. A disposizione per Nervesa della Battaglia, così come per tutti i comuni che stanno riscontrando in queste ore disagi legati al maltempo. Invoca solidarietà tra i sindaci Mario Conte, primo cittadino a Treviso e presidente ANCI Veneto, all'indomani della tempesta che ha messo in ginocchio Nervesa. Da rafforzare, perché oggi è successo a Nervesa, domani potrebbe succedere a Treviso, però in passato abbiamo visto anche altri comuni di altre province. Pensiamo alle comunità e siamo a disposizione per aiutarli. Come fu per Valla di Riese, fenomeni atmosferici che stravolgono una comunità e lasciano alle loro spalle conseguenze importanti, con carichi di lavoro destinati a protrarsi nel tempo, non solo per i danni da riparare, ma anche perché il maltempo, annuncia il meteorologo Giancarlo Iannicelli, tornerà. Purtroppo domina le condizioni del tempo una depressione piuttosto profonda, il cui centro è localizzato addirittura sulla penisola scandinava. Ebbene, da quella posizione ci indirizza sistemi perturbati, e uno dei quali nelle prossime ore purtroppo attraverserà il nostro territorio. Quindi già da stasera avevo un peggioramento sensibile, e poi domani purtroppo una giornata di piogge abbondanti, diffuse. Temperature in calo però, già da domani, massime anche sui 15 gradi, un dato che scongiura il rischio di fenomeni troppo intensi, che sono poi quelli che stanno creando i disagi maggiori. Nonostante arrivi aria più fresca da nord, non ci sarà quello scontro tra due grosse differenze, quindi avremo precipitazioni diffuse, localmente potremo avere qualche fenomeno temporalesco, ma nulla più. Ecco, sono più preoccupanti le piogge abbondanti, continue, quindi che si accumuleranno.